Carissimi, ben ritornati con noi come ogni venerdì puntuali. Noi abbiamo i nostri amici dello SPCGL, quindi ben arrivato Danilo Toccane, segretario regionale SPCGL del Veneto. Buongiorno. Grazie di essere qui. E questa volta abbiamo anche il dottor Francesco Nicoletti, che è un biologo responsabile della prevenzione e sicurezza alimentare di Federconsumatori Veneto, grande mondo CGL. E comunque, come dicevamo un po' fuori onda, il confine a volte è labile tra il sindacato dei pensionati o dei lavoratori e quello che tutela i consumatori in generale, che poi sono tutti i cittadini. Perché sono insieme? Perché un po' su vostra richiesta, quindi come vedete se ci mandate delle mail, delle istanze, noi cerchiamo di ascoltarle, di mutuarle ai nostri esperti e poi di esaudirle. Parleremo di corretti stili di vita, soprattutto sotto il profilo alimentare, importantissimi per avere una vita più tranquilla possibile, più salutare anche e soprattutto per le persone anziane. Vero è che se uno ha uno stile di vita corretto durante la vita giovane poi invecchia anche meglio, però a volte quando le persone diventano anziane tendono a trascurare alcuni aspetti, mangiano invece che si nutrono o si nutrono anziché si mangiano. Insomma, ci sono degli errori che vengono commessi ed è importante avere presenti alcuni principi cardine. Prima di cominciare con lei, dottore, che ci racconterà e ci illustrerà anche, quindi prendetevi anche penna e carta perché ci darà alcuni suggerimenti di cui dovreste prendere nota, vorrei incominciare con lei, segretario, per fare un po' un quadro generale della situazione. Sì, noi questa collaborazione con la Federconsumatori, che è qui con me oggi, ma anche con l'Auser, collaboriamo su molti capitoli che riguardano la storia, la vita e le prospettive delle politiche per i nostri anziani. Tant'è vero che anche sulla tematica dell'alimentazione che lei ha introdotto, noi abbiamo avuto una ricerca che ha coinvolto oltre 11.000 persone nel nostro paese. Una ricerca nazionale? Una ricerca nazionale che però dopo l'abbiamo anche, come dire, tradotta su scala veneta. Di conseguenza ci sono entrambi i documenti, sia quello nazionale che poi dopo quello nostro veneto, che riguardano il nostro 1.200.000 pensionati che abbiamo nel Veneto, e da questa ricerca ci siamo posti alcune domande e le abbiamo poi dopo tradotte con questo questionario, ricavandone, secondo me, uno spaccato molto importante per comprendere innanzitutto alcune questioni di fondo. Come ha inciso la crisi nell'alimentazione, negli stili di vita, nella vita quotidiana dei nostri anziani. Per cui noi abbiamo posto delle domande dalle quali abbiamo poi dopo ricavato il giudizio che la crisi ha inciso profondamente, ha inciso in modo particolare nelle fasce medio-basse della nostra popolazione. E io le chiedo una cosa, è stata più la paura, perché l'anziano è molto prudente e mette anche da parte i soldi, si può, è stata più la paura di quel che poi poteva palesarsi o il fatto che molti anziani hanno aiutato i figli, hanno aiutato i familiari? Perché tanti dicono c'è la fascia dei pensionati, per esempio, che durante la crisi poi molti prezzi erano anche diminuiti, c'è stato questo blocco della rivalutazione, insomma, oppure è successo qualcosa, perché in quel periodo là il dipendente fisso che non perdeva il posto di lavoro, quindi il pensionato che non perdeva la pensione, tutto sommato poteva essere il più tranquillo. Però si è incardinato questo meccanismo o no? Si è determinata una situazione di paura, come lei l'ha definita prima, però quando noi facciamo la valutazione economica sul valore delle pensioni in Italia, si capisce anche perfettamente bene che chi ha una pensione al minimo o chi ha un reddito inferiore anche al minimo, è vero, ne ha subito particolarmente, tant'è vero che noi abbiamo visto dalla ricerca che chi va per esempio a comprare nei discount sono persone che hanno la pensione a 500 euro al mese.
chi va al supermercato a fare la spesa sono coloro i quali hanno le pensioni attorno ai 1.500 euro al mese. Di conseguenza c'è una situazione molto variegata. Però il primo punto che noi abbiamo ricavato è che la crisi ha modificato i regimi alimentari della gente. E questo è molto Questo importante. è il punto, magari poi è vero, sentiremo dal dottor Nicoletti anche alcune descrizioni a riguardo sul piano, diciamo così, nutrizionale, sul piano tecnico. Però sul piano politico-sindacale questo è quello che noi abbiamo ricavato. Che la gente, è vero, ha avuto questi elementi di sofferenza, poi è vero quello che diceva lei prima, che i pensionati comunque hanno un reddito fisso anche se di 500 euro al mese, perché poi la tipologia delle nostre pensioni è questa. Noi abbiamo 1.200.000 pensionati nel Veneto, di cui il 70% di questo 1.200.000 sta al di sotto dei 1.000 euro al mese e il 50% di questo 70% sta al di sotto di 500 euro al mese, per cui, come ci si capisse fin troppo bene, noi siamo convinti che quando si parla di stili di vita, quando si parla di alimentazione, è vero, bisogna tenere conto di quello che è il reddito delle persone. Il reddito è stato notevolmente rosicchiato dalla crisi economica. Questo è il motivo per il quale noi parliamo della esigenza di aumentare le pensioni minime, cioè bisogna intervenire su quei strati sociali che dalla crisi hanno maggiormente patito. Ora, questa è la prima questione. Noi di conseguenza abbiamo proprio voluto comprendere come è cambiata l'alimentazione, come sono cambiati i stili di vita o come i stili di vita possono incidere, possono influire su quelle che sono le condizioni di salute dei nostri anziani. Perché la salute poi alla fine è l'aspetto... Questo è il punto. Tant'è vero, signora, che noi... Un attimo solo che leggo il messaggio. I guai dei governi tecnici ce li portiamo dietro, ahimè, e nessuno ha vigilato, solo parole. Ma non è un problema di governo tecnico, eccetera, è un problema anche di sensibilità, è un problema intanto di scelte politiche. Le risorse sono scarse, sono ridotte, è vero, allora qui bisogna decidere innanzitutto quali sono le politiche che si fanno per aumentare la ricchezza, per aumentare le risorse, prima questione. La seconda questione è dove si concentrano questi investimenti. Noi continuiamo a verificare che sul sociale ancora oggi, quanti ne abbiamo? 29 di giugno? Ancora oggi non si sono fatte scelte, si sono prospettate delle scelte, si sono dette delle cose, si sono fatte delle promesse durante la campagna elettorale, però nessuno di noi ha ancora visto niente. Adesso, guarda, attenzione, diamogli tempo di incardinarsi, perché se ti piazza una riforma senza neanche studiarla è un po' troppo presto. Lei però capisce una cosa, che noi siamo, come dire, molto sensibili, perché a noi si rivolgono le persone che ci chiedono aiuto, che ci chiedono assistenza, che ci chiedono collaborazione. Di conseguenza per noi il tempo vale doppio. Sì, però bisogna che ci lavorino, perché sennò bisogna essere onesti, perché sennò altrimenti dire che un governo che è salito la settimana scorsa, che faccia già una riforma delle pensioni, quale la riforma Fornero, che l'Europa ci manda uno spread a 500... La prego, quella di dire noi cambieremo totalmente la legge Fornero è la parola d'ordine sia della Lega che del Movimento 5 Stelle. Voi non ci credete? Noi non ci crediamo, anche perché noi non siamo assolutamente d'accordo a che il cambiamento vada nella direzione che ci è stata prospettata, perché noi siamo sostenitori della riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni prospettata dal sindacato ipotizza veramente una, come dire, manomissione della legge Fornero. La legge Fornero a noi non ci è mai andata bene. Infatti ricordo. Mi puoi rimproverare di aver fatto pochi scioperi, ma noi abbiamo fatto gli scioperi contro la legge Fornero e non ci è mai andata bene. Inoltre non ci va bene questa proposta che tanto ce la giriamo fra le dita,
Per una ragione molto semplice, che non si affronta il nodo delle pensioni dei giovani, non si affronta il nodo dell'aumento delle pensioni minime di quelle 500 euro al mese che le dicevo prima. Sì, se ne è parlato, si è parlato di portarla a 700. Se ne è parlato. C'è nel contratto come 700. Si pensa, signora, di fare fronte con i 200.000 euro che si farebbero fuori dalle pensioni d'oro? L'abbiamo visto. Voi che cosa avevate proposto? Noi abbiamo proposto che necessita innanzitutto una riformulazione dell'accesso al diritto alla pensione. Tant'è vero che con il governo precedente ci sono 15 circostanze, 15 categorie che possono accedere alla pensione loro, è vero, 3 anni prima dei famosi 67 che col 1° gennaio prossimo entreranno in vigore. Per cui flessibilità nell'accesso alla pensione, non con la cancellazione inattuabile, perché non ci sono i soldi, è inutile che la giriamo. Adesso è colpa della UE, dell'Europa, perché ci hanno detto guai a metter mano alle pensioni. Il problema vero è che quelle hanno un costo e di conseguenza... Ma la BCE ce l'ha detto. Esatto. Se siamo in grado di intervenire sulla flessibilità, noi diciamo di sì. Se siamo in grado di intervenire per garantire la pensione ai giovani, se siamo in grado di intervenire, per esempio, per riconoscere il lavoro di cura. Le nostre donne che sono costrette di farsi carico perché in famiglia hanno un handicap, perché in famiglia hanno un anziano, a queste qui che sono costrette di abbandonare o di ridurre il lavoro, bisogna garantirgli il riconoscimento contributivo ai fini previdenziali. Cioè, come vede, è complesso il superamento della legge Fornero e non si fa il superamento assolutamente con le ipotesi. Abbiamo chiesto ieri l'altro formalmente che ci convochino, che Di Maio convochi le organizzazioni sindacali, visto che ne ha la competenza, e incominciamo a discutere. Perché non si fa? Perché non si è fatto? Per cui la situazione è molto complessa. Certo che questa situazione complessa di incertezza, rispetto anche alla notizia di stamattina o di ieri sera, ma ieri ero all'estero, non ho seguito puntualmente le cose, su questo aumento delle tariffe. Un attimo solo che adesso gli scioperi servono a calmare le acque, qui ci vuole una manifestazione di massa una manifestazione di massa a Roma ad oltranza, altrimenti si resta i 4 rivoltosi che appena fatto il picnic se ne tornano a casa. Gli scioperi in Italia non hanno credibilità, guardate in Francia, lì sì che si arrabbiano finché non cambia qualcosa. Le forme di lotta sono sempre stato un elemento di grande discussione al nostro interno e anche con i lavoratori, perché poi le manifestazioni, le lotte costano. Io ho sempre sostenuto fare lo sciopero è una cosa costosa, costosissima, perché tu quella giornata intanto ti contrapponi al tuo datore di lavoro o al tuo governo e poi ci rimetti, perché quel giorno rinunci al salario, rinunci alla paga. È in una situazione di vacche magre anche questa qui destinata a pesare, per cui riflettiamoci bene. L'avevo interrotta sul discorso delle tariffe, dell'aumento delle tariffe. Noi abbiamo visto per esempio che la luce e l'acqua subiranno con il 1° di luglio, cioè fra un giorno, subiranno degli aumenti. È chiaro che tutto questo ci lascia, come dire, contrari, ci lascia molto perplessi, perché è vero, parliamoci chiaro, noi parliamo che i redditi da lavoro, i redditi da pensione devono aumentare, devono essere trovate le risorse e su questi capitoli essere orientati, perché sono le scelte che si fanno. Quanto metti a disposizione? A lei risulta per esempio che nel DEF che si sta discutendo all'interno del Parlamento la spesa per il sociale sia destinata ad aumentare? A me questo non risulta. A me quello che risulta, e questo mi preoccupa moltissimo, che per esempio per rispondere alla flat tax tanto cara a Salvini e alla Lega, è vero, si mettono in discussione parti dello Stato sociale, del welfare che già esistono nel nostro Paese. Perché quando sento per esempio che le riduzioni
ai fini fiscali per le persone a carico vengono abolite. No, ha parlato oggi il ministro ha detto di no. Per cui, come vede, siamo in una situazione che un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra. Secondo me bisogna appunto avere le fonti di informazione vere. Noi ci fondiamo tutti quanti, che sia il governo una parte, l'altra la terza, su a volte fake news, su quello che... Bisogna vedere leggere i testi e sentire direttamente le voci, i verbi, non il sentito dire il proclama. Sono totalmente d'accordo con lei. Perché sennò noi ci basiamo sul nulla. Lo dicevo anche in un passaggio precedente. Noi siamo qui a sostenere, è vero, che necessita il tavolo di confronto con le parti sociali. E quindi voi l'avete chiesto questo? A me l'abbiamo chiesto, ma da quello che vedo, da quello che vivo tutti i giorni, non mi pare che ci sia una grande disponibilità di ascoltarci. Di conseguenza noi siamo costretti, e lei lo dicevo prima, anche di fare o prendere a base le notizie giornalistiche. Certo. Dopodiché ognuno ha il suo giornale, ognuno ha la sua linea, dopo... però il punto vero qual è? È che non si batte chiodo. E anche sulla flat tax, per esempio, sì, va bene, è assunta, però non la facciamo quest'anno, la facciamo nel 2019. Ma intanto hai creato in uno come me che segue la stampa la preoccupazione, perché se tu mi dici che per fare quell'operazione metti in discussione quelle che sono, per esempio, le detrazioni fiscali per le persone a carico, perché questo è il punto. No, hanno parlato di rimodulazione in base al reddito. Incominciano ad avere un linguaggio meno truculento, un linguaggio molto più forbito, però è chiaro che io rimango sulla mia strada della preoccupazione. Rimango talmente preoccupato che anche questa ricerca che noi abbiamo fatto sugli stili di vita e sull'alimentazione ci stanno dando ragione, perché è cambiato il regime di vita da parte delle persone, in modo particolare, siccome noi siamo il sindacato degli anziani e dei pensionati, noi guardiamo alle nostre persone e le nostre persone questo ci denunciano e di conseguenza noi troviamo che è cambiato il sistema di fare la spesa, noi vediamo che è cambiato il sistema di nutrirsi, poi casomai il dottor Nicoletti ci dirà anche che cosa significa questo in termini, è cambiata in buona sostanza questo tipo di società. Abbiamo fatto una seconda ricerca e abbiamo chiesto a 1 migliaio in questo caso di medici, di farmacisti, di omeopatici, è vero, qual è il loro giudizio sui loro pazienti, senza usare nome e cognome. Che cosa hanno detto? Ecco, casomai... Allora niente, siccome abbiamo la pubblicità, dopo la pubblicità tutta la parola al dottore che da raccontarci un po' di cosine e avremo anche delle slide molto interessanti, tra poco.